che ha gettato nello scompiglio ultimamente molte aziende italiane è questa nuova normativa che riguarda il controllo del sistema administrator. Questi sono gli estremi della normativa. System Administrator che sostanzialmente è una parte primaria, quella adesso troviamo perché niente, è una conseguenza di quanto il garante aveva già emanato nel 2003-2004 creando il DPS, lo documento della sicurezza, dove le aziende che trattino diciamo, dati sensibili personali sono obbligate a documentare come fanno il trattamento di questi dati, e questo fino al 2003. Ho messo 6 anni per tirare fuori che dentro l'elenco diciamo, di coloro che hanno la responsabilità del trattamento mancava una figura fondamentale che per definizione i dati li può vedere tutti, che è il sistema administrator. E quindi sostanzialmente questa normativa deve andare senza dirlo a porre un buco di quell'altra, quindi dire questi criteri controlla benissimo. Questo è lo scopo di questa normativa. Questa normativa sostanzialmente ha una parte che è più sul burocratico amministrativo legale, quella ve la lascio, dove praticamente riguarda come devono essere incaricati i sistemi amministrativi, come devono essere funzionati, una serie diciamo, di attività diciamo, più amministrative che tecniche, e una parte invece tecnica che il garante mi dice che questi signori qui che accedono ai sistemi indicati nel DPS, quindi non i sistemi dell'azienda, ma i sistemi che contengono informazioni di tipo operazionale o comunque sensibili a privacy, che è garante della privacy, interessano quelli. Questi signori devono essere tracciati, devono essere locati, non si parla di audit, fortunatamente, quindi non interessa che venga tracciata tutta l'operatività, cioè l'operatività che segue, quello che poi potrete fare la mattina sera del suo lavoro di amministrazione, ma viene solo richiesto di tracciare login e possibilmente logare ai sistemi e agli archivi, dove l'archivio dove sia stata presa l'applicazione file passato. Tutto ciò deve essere registrato, messo in forma inalterabile, archiviato con dei canoni diciamo indicati sul piano del garante e tenuti nel garante non sempre. Tutto ciò da fare in questa giornata. Allora, perché abbiamo scelto di inserire questa applicazione e poi metterla come corollario diciamo, della presentazione della soluzione di via settimanale? Perché sostanzialmente questa applicazione che abbiamo realizzato ad hoc segue la stessa logica, cioè quella proprio di integrare e di mettere a rapporto comune delle soluzioni più o meno eterogenee provenienti dal mondo del gioco. E questo perché? Perché l'abbiamo fatto soprattutto perché sul mercato allora, di soluzioni nate dalla normativa del garante direi che non ce ne sono, oltre allo stabilimento programmatico. Ci sono tutta una serie di applicazioni che sono state riutilizzate ad hoc per coprire la normativa, ma normalmente sono soluzioni che vengono da altri anni, soprattutto dall'ambito security, e quindi si occupano di andare a prendere un firewall, dispositivi più disparati e soprattutto di metterli in bella, che non è un'operazione richiesta dal garante. Il garante mi dice prendi e salva. Quindi non voglio fare inventory relation, non voglio fare normalizzazione dei log, ma tutte le soluzioni che normalmente invece esistono sul mercato, che sono state prese e registrate per questa occasione, fanno
hanno anche quello, quindi vi salvano le log, diciamo, più o meno in bella. E quindi ci siamo messi lì a dire, ma sarà poi così complicato fare una cosa come quella che chiede il garante? Quindi dentro Entropy come plugin, dentro il plugin abbiamo creato quello che è un syslog server evoluto, lo chiamo io. Il syslog è il meccanismo, diciamo, nativo dei sistemi Unix, dei sistemi Linux di logging. Esistono n modelli più o meno evoluti dove io posso fare lo filtering, posso giocarci un po', diciamo, su questi log e soprattutto posso parametrizzare, quindi creare, come richiede il garante, un unico posto dove vado a salvare i log utili. Avere degli agenti che mi mandano in tempo reale questi log, il log server che ho creato, e questo li prende e li mette su un database dedicato, scritto maiuscolo, perché teoricamente questa applicazione che è fatta per controllare l'amministratore del sistema non deve essere presente da questa posizione. Quindi chiaramente si mettono su un database a parte, quindi non insieme ai dati che avete visto prima, un database che è chiuso e senza credenziali. Viene richiesto poi una possibilità di accesso a questi dati per un controllo sia da parte del responsabile del trattamento sia da parte di un'eventuale eccezione, quindi c'è una web application molto simile a quella che abbiamo visto adesso. E poi abbiamo degli agenti che mi fanno il monitoraggio dei log, l'invio dei log sui sistemi deputati a quegli oggetti della normativa che vengono deployati tramite la parte di software distribution che abbiamo visto. E poi, soprattutto, questa soluzione deve essere, l'informatica è sempre un po' ambiziosa, deve essere autogestita, perché se la faccio gestire al mio sistema amministrator direi che il gioco non sta in piedi. Quindi la parte di monitoring si occuperà di andare a vedere in tempo reale lo stato dello server e lo stato dei servizi di quelli che mi devono mandare log dal campo. Se c'è un problema, tentate di risolvere in automatico, quindi c'è un servizio può ripartire, e se no verrà allargato chi di dovere del responsabile del trattamento, in questo caso, non il sistema amministrativo. Quindi accediamo a Entropy Syslog tramite un ulteriore plugin. Questa è la vista sui dati, dove abbiamo il cosiddetto timestamp, quello che il garante ci chiede a sottolineare che ogni log deve portarsi dietro il suo timestamp, un'altra controllare come si vuole. La facility che ha generato con il livello di probabilità che è customizzabile dell'errore e il sistema, una macchina chiaramente che uso sotto testa, e quindi qua dentro vedete due macchine 2003, se invece una macchina HPX, un sistema Oracle, no, anche qualcosa di diverso. Questo a destra vedete il messaggio che ha generato la riga. Facendo il jump sul timestamp vado a vedere il singolo evento e quindi questo ad esempio autenticazione fallita SSH, un esempio root sul server Unix, dentro non so quanto lo vedete ma è l'ultima riga. Connessione di un SysDBA, quindi di un amministratore di un database Oracle. Fine sessione, visto che ha richiesto anche due tracciabili delle operazioni di logout di un amministratore su carico di 3. Login fallito per un utente SA, da questo drive su questo database, su quel server.
invece accende lui. Lo stendo più distretto sullo stesso